I carabinieri hanno bussato alla porta di un trentenne di origini napoletane residente a Castelfranco Veneto. Alla vista dei militari, l'uomo ha tentato di barricarsi in casa colpendo con l'anta blindata uno degli operatori che ha riportato lesioni lievi. Il blitz antidroga ha portato all'arresto del pusher. Da tempo i carabinieri erano sulle tracce dell'uomo a cui avevano sequestrato nelle settimane scorse piccole quantità di chetamina. Gli elementi investigativi hanno consentito di individuare il soggetto quale presunto punto di riferimento per lo spaccio della sostanza nell'area castellana. Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno ritrovato e sequestrato in tutto 22 grammi di chetamina. Il trentenne dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale. Non solo, altro blitz antidroga, questa volta a Silea, è stato arrestato un trentenne di origini albanesi residente in zona, già aggravato da precedenti di polizia e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nei pressi della casa hanno fermato e denunciato in stato di libertà una cliente 44enne che aveva cocaina, hashish ed eroina. Gli accertamenti svolti hanno consentito di attribuire la sostanza all'uomo sottoposto ai domiciliari che l'avrebbe ceduta alla donna. In casa i militari hanno anche sequestrato bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e residui di sostanza stupefacente. L'uomo è stato tratto in arresto su disposizione dell'autorità giudiziaria e messo nuovamente agli arresti domiciliari.